oggi facciamo la polenta? Sì. Bike Tour, entriamo. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video. Oggi escursione wild, siamo qua all'inizio degli Agorai, vicino zona diciamo rifugio 7 Selle per capirci. E veniamo su dalla Val Sugana e siamo sulla Val d'Ilba. Quando siamo scesi dall'auto erano le 9 circa e c'erano meno 5 gradi. Allora davano sole, oggi invece c'è un po' nuvolo e fiocca un pelino anche, quindi forse nevicherà. Lo vedo passare. Allora abbiamo parcheggiato al rifugio Serot e da lì abbiamo preso il 332, penso. Comunque in sovraimpressione sicuramente vedete i dati giusti, poi vi racconto come abbiamo fatto a inventarci questo percorso. Buona visione! Allora, questo è il nostro punto di partenza, 1572 rifugio Serot, che è quello lì, e andiamo via per di là. Arriviamo da lì, in questo tornante vediamo il cartello e prendiamo il sentiero 723 verso Malga Trinca, su di qua, già su di qua. Andiamo avanti ancora per il 323 di là. Adesso si dovrebbe ritornare alla forestale. Allora, arrivati qui a questo ponte incrocio qua, giriamo per qui dove c'è il divieto. Qui c'è rumore di torrente, fiumiciattolo. Mettiamo i ramponi. Andiamo per di qua, sì, mettiamo i ramponi. Allora, arrivati in questo tratto troviamo una decina di centimetri di neve e adesso stiamo seguendo una traccia che ci siamo creati GPS, perché qui non ci sono segni CAI, nel senso non è un percorso diciamo ufficiale, è una traccia di sentiero, più o meno dobbiamo andare in quella direzione e poi su sulla montagna quella con la nube. Allora il sentiero prosegue sempre su questa specie di strada e arriviamo qui in una vallata stupenda, bellissima, e continuiamo a fare questa strada ghiacciata con i nostri ramponcini e poi dovrebbe cambiare tra un po' e continua a fioccare lievemente. Potrebbe anche uscire il sole magari. Abbiamo notato così per caso uno stizzatoio artigianale, guardate che roba, è super mimetico. Ma che roba, ma salirli su è un'avventura? Guarda, una scaletta, poi passi sull'altra. Beh, il su non è sicurissimo, no? Però è figo. Vai su? No. Devo andare su? No. Vada se vuoi. Arriviamo in un'altra vallata
Cioè, ma qua è tutto bellissimo. Bellissimo. E intanto lì vediamo che d'estate potrebbe esserci acqua. Adesso no, è tutto ghiacciato o chiuso. Ci sono anche le cisterne, secondo me raccolgono l'acqua per le maglie che ci sono sotto. E facciamo una piccola sosta, che è un'oretta che camminiamo. Oggi la camminata è velocità passeggiata in centro, quindi molto tranquilla. E facciamo una piccola merenda, un spuntino, e poi proseguiamo il nostro percorso, che poi c'è il punto più impegnativo di oggi. Allora, qui in questa vallata, allora, abbiamo fatto già 10 minuti di pausa, abbiamo fatto 2,5 km, 200 metri di dislivello, e siamo quasi a 1.800 in un'oretta di passeggiata tranquilla. E adesso proseguiamo per lì e poi su per là. Già che fa scorciatoie. Mi sto già pentendo della mia scelta. Arrivo. Come mai vieni per qua? Hai detto perché non si va su di là? Perché si scivola un casino. Bene, Bene. adesso andiamo su per qua. Allora arriviamo da lì e qui c'è un bivio. Noi prendiamo la variante Cancellino. Allora, subito dopo il Cancellino arriviamo qui in un'altra piccola vagliatina. Guardate che stupendo, c'è poca visibilità ma è bellissimo lo stesso. E lì si trova, si vede, il nostro obiettivo, che è il Baito Ilba, e sembra fattibile la strada. Andiamo. Stiamo prendendo un po' di respiro e qui è il punto più pendente dell'escursione e siamo quasi arrivati e c'è anche la possibilità di acqua lì. Vedo anche un accenno di sole dietro. Sole, Là, guardalo là. Vedi sì. che chiarore. Andiamo. Yes. Allora, arriviamo qui dove in teoria d'estate potrebbe esserci acqua, anche se c'è delfin di ferro, c'è di tutto dentro qua. Boh. C'è anche aria. Arriviamo, Baito Ilba. Oh, arrivati. Allora, Baito Tour, entriamo. Allora, si vede pochissimo. Comunque c'è un tavolo, della neve e c'è più freddo qui che fuori. E c'è una specie di stufa qua, ma non è una stufa, hanno messo un piatto, vedete? Non so se si vede. Con una specie di canna a fumare improvvisata. E qua c'è prese d'aria ovunque, non c'è problemi di umidità. Una panca con neve e un tavolino. Yes. Timo. Yeah. Allora siamo arrivati qui al Baito. Abbiamo fatto 3 km e 300, 1 ora e 38, 1 ora e 40, 300 metri di dislivello. Siamo quasi a 1.900. Ecco. Ma ascolta, vieni. Dimmi. Ascolta, oggi facciamo la polenta. Sì. Visto? Avete della panna da montare? E anche quello per le castagne. Castagne? Ascolta, ma proviamo. Adesso facciamo un palco per dormire. Sì,
calorie d'estate. Qui dentro abbiamo sbloccato un ricordo, ve le ricordate queste? Le pizzette Catarì. Mamma mia, sono proprio delle porcherie buonissime. Ma vanno bene per l'escursione, come mai? Perché sono leggere, ipercaloriche, top, tipo 500 calorie ogni 100 grammi. Ottimo. Se invece volete uno snack alternativo un po' più salutare, queste gallette qui ricoperte di fondente sono ottime, hanno sempre un fraccaro di calorie tipo 4,87 per 100 grammi e sono ottime in escursione perché leggerissime, ce ne sono 6 magnate, ottimo. Allora ci siamo apparecchiati qua dentro, un po' riparati dall'arietta e dalla neve e cominciamo a fare da mangiare. Allora oggi abbiamo dei gnocchetti tirolesi con funghi che poi trovo e poi ce li hai già. E poi, visto che siamo sul lago Rai, oggi formaggio lago Rai, Trentino, vedete, regione che vai, formaggio che mangi. E ci mettiamo anche un po' dopo di pannetta di soia e c'è anche degli specchi in giro da qualche parte. Orco, anche quello ce l'ho io. Allora, piccolo aperitivo con un po' di speck e lago Rai. Intanto qua i gnocchetti stanno andando. Allora, abbiamo messo la panna di soia, i funghi e bolle anche un po', quindi quasi pronti. Allora qua ho sbriciolato un po' di formaggio di lago Rai che adesso inseriamo qui e poi sono pronti, guardate che belli. Guardate. Oh. Speciale. Già fa foto, qui c'è super mappazza e buon appetito. Caffettino in arrivo. Prepariamo. Ma chi è? È permesso! Ah! Amore, cosa fai? Perché gli alpinisti perdono sempre windstopper, i guanti? Cioè, che freddo o fioi, boh? Ce ne sono altri là, tutti i guanti. Sta, esci. Arriva! Super caffè. A scaldarci. Buon caffè. Cioè, vediamo se una via sta un po' meglio qua. Cioè, buon caffè. Tac. Allora vi dicevo prima che vi faccio vedere come abbiamo pensato di fare questo percorso, dove abbiamo preso spunto. Allora adesso vi faccio vedere. Allora abbiamo preso la nostra cartina qua del lago Rai, qua è dove siamo andati le volte scorse, e ho guardato un po' in giro se c'era qualche baito che non conoscevo e ho visto questo qui, baito Ilba, che è questo dove siamo adesso. Poi ho visto che qui non c'è proprio un sentiero che ci andava sotto, che ci passava accanto, e ho guardato che strada si poteva fare. E siamo partiti siamo partiti qua da Rifugio Serotte, abbiamo preso qua il 3,23, siamo andati su e fino al baito. Qui, Ilba. Visto che non c'era un sentiero qui vedete tratteggiato di rosso, ma ci sono tutti questi sentieri neri, ci siamo fatti la traccia con un programma di GPS e poi l'abbiamo seguita. Adesso vediamo dove andare qua per scaldarci un po', andremo un po' su qua a vedere un po' di vista. Allora abbiamo mangiato, bevuto e riposato, siamo stati qua con calma, sta benissimo qui. Adesso è venuto fuori il sole, vedete, ma adesso, fino adesso c'è stato meno 10. E visto che abbiamo mangiato ed è relativamente presto, proviamo ad andare in su così ci scaldiamo un po'. Comunque una super pace, una super vista ci sarebbe se non ci fosse foschia. Comunque qua un sacco di montagne bellissime.
Jack studia la cartina. Questo era per farvi capire che delle volte con una cartina potete trovare infinite possibilità di escursione. A volte si preferisce sempre fare dei sentieri quelli più famosi e blasonati. Quindi ultimamente stiamo facendo tutti sentierini poco conosciuti. Infatti troviamo pochissima gente anche se è domenica. Proseguiamo, andiamo in su adesso. Siamo saliti da sotto fin qua sopra, guardate che bello, siamo qui solo per la vista. Come se avete visto un po' dei nostri video, le nostre escursioni sono sempre orientate ad arrivare ad un punto dove mangiare, un punto sosta, quindi non è che andiamo a cime o cose del genere, perché a noi piace più arrivare in un punto dove ci fermiamo e facciamo da mangiare, quindi siamo sempre alla ricerca di piccole baiti, casere, cose del genere. Adesso qua giriamo un po' lì per dove non c'è neve e poi scendiamo. Wild qua, si va via un po' per dove si crede, insomma. Super prati, sempre selvaggio, gli agorai, sempre. Li vedete? Questi pazzi. Comunque abbiamo fatto, eravamo lì prima, abbiamo fatto così un fuorisentiero fin qua, adesso dobbiamo girare qui sulla sinistra, dovremo intercettare un altro sentiero che scende, adesso andiamo in cerca. Oggi c'è un freddo terribile, raga. Ho i piedi sotto zero da stamattina. Doveva esserci sole, invece è brutto e continua a nevicare. Non so se si vede. Nevica? Sì. E vedete le stelline di neve qua? Non si riesce a vedere, vero? No, ma neanche qua non si riesce a vedere, però nevica bene. Allora, stiamo scendendo e là in fondo si vede il baito dove abbiamo pranzato. Non so se si vede. Guarda, hai un cristallino di neve qui. Stellina. È proprio la stellina questa. Sì. Guarda! Stellina. Bene. E adesso andiamo giù qua a caso e poi... sì, io non so dove andare. Guarda che negli ultimi video è tutto uno a caso. Sempre a caso. Sempre. Vabbè, se è un prato. Quindi quando scendo andrò a mangiare una cioccolata a caso. A caso. E la cioccolata ci siamo portata via? No. Calda. Peccato per la foschia, perché la vista sarebbe bellissima. Stupendo, bello lo stesso. Qua. Bello lo stesso, però c'è sempre sta nebbioia, neve. Maledetta. Questa nuvola e poi il sole qua proprio oggi non c'è. Io sto registrando, non so se si vede la neve. Si vede. Allora, da questo punto si vede proprio bene come è fatta questa Val Ilba, dell'Ilba, o è Val Ilba o Val dell'Ilba. Guardate, è tutta questa
che va a fila sopra. La conoscevate voi questa valle? Noi l'abbiamo scoperta oggi e speriamo che questo video vi possa piacere per conoscere anche a volte dei luoghi nuovi e non quelli che fanno sempre tutti. Allora, siamo scesi da là sopra, adesso abbiamo ritrovato qua il sentiero e guardate là il baito dove abbiamo fatto il pranzo, sì, quindi siamo accanto qui in cresta. Adesso seguiamo la cresta fin giù e ci ricongiungiamo col sentiero di questa mattina. Allora, mi sa che qui, sì, c'era il famoso cancellino che abbiamo fatto stamattina, quindi siamo tornati da qua. Abbiamo fatto un piccolo anellino, adesso invece ritorniamo per la stessa strada che abbiamo fatto fino a qui, verso la macchina. Dovrebbe esserci qua, ritorniamo su quella specie di strada forestale, carrareccia direi, su fondo ghiacciatissimo, ma tanto ghiaccio. Mamma mia, lastra. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante da vedere. Fermo, ogni volta che gira de Dio, sono sguardo, ci si guarda questo. Sentite quante parole mi prendo sempre. Allora, siamo tornati qua alla strada asfaltata e adesso facciamo una strada diversa verso la Malga Trinca, così andiamo a vedere com'è, cos'è, se è aperta, se si mangia, se boh. Trinca, ma no, se era trinca era meglio. Che era desperante. Niente trinca, comunque 100 metri ci siamo. Ci scusiamo, ma le ultime clip che ho registrato erroneamente ho staccato il jack del microfono e quindi sono venute fuori senza audio. Qui vediamo Jenny che faceva degli sketch comici in cui provava a fare il burro. Arriviamo qui comunque a Malga Trinca, che troviamo chiusa nel periodo invernale, e ci mettiamo sotto al portico per fare una piccola merenda prima di tornare alla macchina. Affettiamo un altro po' del nostro lago Rai che ci siamo portati in escursione con un paio di cracker, che avevamo una fame nera a questo punto. Allora, manca 1 chilometro alla macchina e abbiamo fatto in tutto 8 km oggi, 440 di dislivello e 6 orette. Ci lasciamo la Malga alle spalle dopo la merenda di metà pomeriggio. Adesso riprendiamo la strada asfaltata che ci porta fino alla macchina, al nostro punto di partenza. E mi scuso ancora per l'audio assente di queste clip, perché sicuramente stavamo dicendo delle cose interessanti, ma adesso è passata più di una settimana e non ricordo cosa stavamo dicendo. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima avventura. Ciao ciao!